6 tamponi molecolari al giorno ogni 1000 abitanti, una proporzione che è il doppio della media regionale, che pone l'ULSS Dolomiti al vertice in Veneto nella classifica che valuta sia il rapporto tamponi molecolari abitante che quello relativo ai test antigenici abitante, un'attività imponente che rappresenta uno degli strumenti importanti per governare l'epidemia e che consente di isolare i soggetti potenziali veicoli di infezione. I numeri complessivi ad oggi sono veramente imponenti, sono circa 160.000 tamponi molecolari effettuati da febbraio, mentre i tamponi rapidi antigenici sono circa 68.000. I drive-in tamponi ad accesso libero dell'ULSS Dolomiti saranno in attività anche durante le festività natalizie. Dalle 19 di sabato prossimo il drive-in di Belluno Sagrogna sarà temporaneamente spostato all'ospedale San Martino e sarà attivo tutti i giorni fino al 10 gennaio. Vista la diffusione dei contagi, è stato potenziato il drive-in di Agordo, mentre sono state aggiunte sessioni di tamponi ad accesso libero anche a Cortina. I drive-in di Feltre e Tai di Cadore continueranno ad operare tranne che nelle giornate festive. Gli orari sono disponibili nel sito di ULSS Dolomiti. Ai drive-in è necessario presentarsi in auto muniti di mascherina e tessera sanitaria magnetica. In caso di test antigenico rapido il referto viene consegnato sul posto dopo circa 20 minuti. In caso di tampone molecolare viene inviato un SMS con i codici per lo scarico del referto che di regola è disponibile dopo 48-72 ore.